benvenuti. Intanto è il nostro applauso che va a voi come ospiti, come pubblico, sempre affezionatissimo e soprattutto numeroso, qui a Sala delle Arti a Gravina, e ringraziamo sempre l'amministrazione comunale gravinese, e in questo momento nella persona dell'assessore Patrizia Costa che è qui con noi. Quindi il benvenuto ve lo dà Giuseppe Mauro, Cinzia Asciuto, Angela Bono, Francesca Peritera. buonasera amici, buonasera a tutti. Insieme noi quattro diamo il benvenuto alla nostra cara amica Silvia Campagnolo, buonasera. Complimenti, intanto ovviamente facendo capo, come abbiamo detto, l'assessore Patrizia Costa, immediatamente dobbiamo dare il benvenuto al nostro presidente rettore dell'Accademia Regionale dei Poeti Federico II, Salvatore Mirabile. Prego, si accomodi. Il nostro ospite, prego, si accomodi sul palco. Sul palco vogliamo anche il vicepresidente dell'Accademia Regionale dei Poeti Siciliani Federico II, Filippo Scolaregi. Grazie. Sul palco vogliamo anche da Messina il dottor Francesco Rigano, corresponsabile per la provincia di Messina. Vogliamo parlare un attimo di questa serata, del tema che avrà la serata qui a Sala delle Arti a Gravina? Beh, io a questo punto intanto cedo il microfono al nostro presidente rettore e sarò lusingata come tutti voi, che sarà lui stesso a parlare di ciò che si farà questa sera. Che ne dice il presidente? Grazie a tutti, buonasera. Dunque, questo evento nasce per quanto riguarda i nostri programmi come Accademia, però con la collaborazione dell'Associazione Culturale Sicilia Cuore Mio. Cosa dire? In questo evento praticamente nasce così, perché siccome quando abbiamo fatto l'inaugurazione a Palermo al Palazzo dei Normanni, al Palazzo Reale, molti accademici che erano aderiti non erano presenti, per cui sono rimaste, diciamo, le adesioni, ma la consegna delle insegne non è potuta avvenire. Quindi abbiamo pensato bene di organizzare questo evento qui a Catania e consegnare diciamo, queste insegne sia agli accademici della provincia di Catania che anche della provincia di Messina. Arrivato a questo punto mi corre l'obbligo di ricordare semplicemente una cosa, che la nostra accademia è una sorta, diciamo, di mappatura dei poeti siciliani ed è articolata in modo capillare, cioè oltre, diciamo, a una direzione, a una presidenza, ci sono anche i rappresentanti provinciali. La provincia di Messina ha 2 rappresentanti provinciali nella persona del vicepresidente Filippo Scolaregi e del dottor Rigano. La provincia, che sono soci fondatori, e la provincia di Catania ha pure 2, in questo caso socie, perché praticamente c'è la Giussi Di Mauro che è aderita successivamente, infatti è come socio ordinario, mentre sì, responsabile della provincia di Catania Angela Bono invece una socia, un'accademica fondatrice, perché era assieme a noi, perché in tutto, quando abbiamo fondato l'Accademia, eravamo semplicemente 10 amici che ci siamo riuniti
e abbiamo pensato bene di creare questa accademia. Quindi ci sono poi altri accademici responsabili delle varie province e poi a sua volta ci sono i responsabili comunali, cioè che significa che ogni responsabile di un comune è il responsabile del proprio comune, quindi se ci sono accademici di quel comune lui ne fa capo, diciamo, ne è il referente. Questo che significa? Significa che siccome il progetto è diciamo molto ampio, quindi non è che noi possiamo conoscere tutti i poeti della Sicilia, ma articolata in questo modo chiaramente si potranno diciamo associare all'Accademia tutti coloro che hanno questa volontà e il piacere di associarsi. Per noi è un onore ricevere chi volesse eventualmente aderire alla nostra Accademia. Mi sono dilungato un po' troppo, quindi passo il microfono agli altri. Grazie. È doveroso che i nostri saluti passano anche come microfono al nostro Scolareci, che è il nostro vicepresidente, dottore Scolareci, e poi al dottore Rigano. Va bene? Grazie a tutti voi. Intanto per me è un piacere essere qui, tra l'altro dopo tanti anni ho incontrato un mio carissimo amico, l'artista Alessio Patti, che con molto piacere, veramente in questi giorni ci siamo intrattenuti tramite Facebook e da lì abbiamo parlato che avevamo questo desiderio di vederci di persona dopo tanti anni. Io lo ammiro perché nel vero senso della parola è un grande artista. Catania ha un grande uomo, un applauso a lui. Un grazie all'amministrazione comunale perché ha permesso di fare questo evento. Un grazie alle delegate, alla nostra socia fondatrice Angela Bono e Giussi, anche lei. Grazie a Francesca che in questo momento è seduta. Francesca pure è una mia amica su Facebook da moltissimi anni. Ci contattavamo ma non avevo avuto il piacere fino a questo momento di incontrarci. Però l'ho sempre stimata sia per la sua arte che per la signorilità come si esprime. Va bene, così. Bene, grazie. Non so se devo rubare ancora tempo o no. Passiamo il microfono, va bene? D'accordo, prego. Buonasera a tutti. Vedo che la cultura riunisce. Poco fa ho visto con piacere che Filippo parlava di Facebook, quindi vedi, Facebook è uno strumento che utilizzano un po' tutti, anche le persone giovani come lui e come il nostro ammirabile. Adesso, dopo aver intanto stretto un po' di confidenza con il nostro presidente rettore, con il nostro vicepresidente responsabile della provincia di Messina e il corresponsabile dottore Rigano, tra poco scopriremo chi sono i poeti che, oltre ad essere qualcuno di loro insigniti, saranno declamatori proprio della serata, quindi coloro che in effetti poi alla fine vestiranno i costumi del tema del nostro evento. Quindi pregherei che il nostro presidente deve stare qui alla nostra destra, così che alla sinistra i nostri corresponsabili del Messina, le nostre amiche e compagne di viaggio qui dietro a me e noi. Signori, ecco che a noi giungerà Iero Domenica, Maria Scarantino, Francesco Rigano, quindi eventualmente si possono accodare, Mistretta Vincenza, Tirò Francesco, Cicitta Samuele, Luigi Bulla, Pistone Giacomo, Nunzio Spidaleri,
e Salvatore Di Dio, prego. Penultimo, ma non ultimo, Renato Di Pane. Signori, questi signori che vedete sono i nostri poeti. A questo punto io, Giusy Di Mauro, presidente dell'Associazione Sicilia Corinio, orgogliosa di essere un'amica di viaggio delle mie splendide amiche, quindi Cinzia Asciuto, Silvia Campagnolo, Angela Bome, Francesca Privitera, è orgogliosa di lasciarvi, non vi interessa, ok, di lasciarvi con la nostra amata Cinzia Asciuto. Che ci date, perché siete voi che ci emozionate. Ho aperto con un brano, mi è toccato aprire con questo brano, ho scelto questo perché è un brano insomma molto significativo per la tradizione popolare siciliana. E adesso io dovrei dire qualcosa a mio piacere. L'abbiamo organizzata così, che noi quattro avremmo avuto il piacere di dire qualcosa. Io non ho preparato nulla, perché l'ispirazione siete voi che me la state dando in questo momento, perché non sono cose che si possono preparare. Quindi io non lo so quello che dirò, guardandovi mi arrivano emozioni. E quindi che cosa posso dire in poche parole? Perché abbiamo una serata ricchissima, veramente, veramente bella. Cosa posso dire? Che voi siete la mia gente, la Sicilia. Magari ci sarà qualcuno che non sarà siciliano, però vive qui. Quindi il fatto di vivere qui significa che è diventato siciliano. Quindi noi questa terra la dobbiamo onorare e la onoriamo, la cantiamo, la recitiamo,
Ecco, allora io stasera trovarmi qua in questa location bellissima che insomma ci mettono a disposizione per fare questi eventi, io sono felice ed emozionata anche perché vi vedo veramente come figli della stessa terra, siamo figli della stessa terra e ognuno di noi nel nostro piccolo diamo il contributo affinché questa terra rifiorisca, perché tutti noi desideriamo questo, no? Vedere la nostra terra rifiorire. Ho finito, vi ringrazio. Allora, adesso ho un altro compito importante. Scusate, il tempo che... Allora, a questo punto chiamo accanto a me il vicepresidente dell'associazione dell'Accademia regionale dei poeti siciliani, nonché responsabile provinciale per la provincia di Messina, il dottore Filippo Scolareci. Accanto a me, per favore. Ecco, allora, mi sei toccato tu, grazie, perché ci siamo un po' divisi i compiti, quindi Filippo Scolareci è toccato a Cinzia Sciù e io sono contentissima. Allora, ho detto che Filippo Scolareci è il vicepresidente dell'Accademia regionale dei poeti siciliani Federico II, nonché anche responsabile provinciale provincia di Messina. Se sbaglio mi correggi. Perfettamente. Socio fondatore, ecco, meno male c'è il presidente che subito corre in nostro aiuto, prezioso presidente Salvatore Mirabile. Bene, e allora io passo il microfono a Filippo, perché Filippo brevemente, in poche parole, perché abbiamo tanta roba, ecco, allora Filippo in poche parole ci parlerà un po' di sé, un po' di questa passione per la terra, per la poesia, perché insomma l'Accademia dei Poeti, l'Accademia regionale dei poeti siciliani Federico II significa che all'interno di questa accademia ci sono poeti, quindi io lo deduco anche da questo, che Filippo è un poeta. E allora passiamo la parola a Filippo che brevemente, scusami se lo ripeto, brevemente ci parlerà un po' di sé. Prego. Bene, grazie Cinzia. Continua ad andare, stai qui, visto che mi hai investito direttamente. E allora, intanto mi è piaciuto, chiedo scusa, intanto mi è piaciuto il fatto che hai detto anche quelli che non sono nati qui. Benissimo, io non sono nato in Sicilia. Questo non lo sapevo. Ecco, io sono toscano, però sono figlio di 2 messinesi, quindi nell'animo e nella radice sono un sicuro, sono un siciliano. Comunque io, tra l'altro, la mia carriera di lavoro, sono un direttore di banca, ma adesso sono in pensione. Ma mentre io lavoravo in banca, la sera, oltre diciamo, a spiegare le situazioni familiari, mi creavo il mio spazio per fare voli pittorici. Ecco, quindi scrivevo, perché già io ho scritto dei libri, e tra l'altro scrivevo anche delle poesie, che poi nel tempo mi sono state premiate. Ecco, non so se devo continuare o va bene così. No, continua. Bene, e allora, com'è che è nata l'Accademia, giusto come diceva poc'anzi il presidente rettore? Noi facciamo anche parte dell'Unione Mondiale dei Poeti e io sono il responsabile per tutta la Sicilia. Se non che mi è venuta quest'idea, però nel contempo Salvatore aveva la stessa idea come la mia. Ci siamo contattati
ho detto, senti, ma perché non creiamo un'associazione nostra soltanto dei poeti siciliani? Siccome l'Accademia Internazionale, quella del Cavaliere Bertolazzi, è a livello mondiale, ma noi volevamo qualcosa più in piccolo, più ridotta, soltanto per noi, per la Sicilia. E così abbiamo fatto. È stata Bellissima lirica da lui composta, che si intitola, solo il titolo è tutto un programma, Sogno d'amore. bene, grazie. Come giustamente ha detto Cinzia, ognuno di noi, e come ho detto anche prima, io scrivo nei momenti che sono tranquillo e qualche volta mi capita anche quando mi trovo sulla spiaggia, al mare, in lontananza guardo il sole che sta calando e così via di seguito. Però nel contempo amo la vita, perché l'amore per me è tutto. L'amore è tutto ciò che fa muovere il mondo, il sole, le stelle, la qualsiasi. Bene, non mi voglio dilungare perché ruberei del tempo agli altri. Andiamo direttamente alla poesia. Sogno d'amore. Sogni di luce che squarciano il tramonto, improvvise barlume di ricordi lontani, folgorante scintillio di infinite stelle, sguardo vagante che si perde all'orizzonte, piacevole sensazione di colloqui sussurrati, un fascino venato di una dolce nostalgia. Rivedo i miei occhi riflettersi nei tuoi, quel tenero sorriso che sboccia dalle tue labbra, magico accenno che sprona il sogno d'amore, ebbrezza di essenza meravigliosa complicità. Ed io, immerso nell'assenza totale dei suoni, riassaporo in silenzio la tua suadente voce, le tue piacevoli, pacate e delicate vibrazioni, che sciolgono gradualmente pensieri intricati, diventando nota dopo nota un soave canto, come il preludio di una celestiale armonia, ed io, nel continuare ad ascoltarti, mi libererò nell'aria come una piccola piuma al vento. Con gli occhi socchiusi scruterò i tuoi pensieri, segretamente filtrerò la luce del tuo volto, rimanendo sospeso nei meandri dell'anima, e dopo un tenero abbraccio di silenzi e respiri, cogliendo quel soffice attimo che inebria la vita, scandaglierò fino in fondo l'intimo del tuo cuore, e quando sarò sicuro del tuo conforme amore, ti condurrò per mano nei sentieri delle storie antiche, per restare in perpetuo abbraccio come Eros e Psiche. Grazie. Bene, bene, bellissima poesia. Allora, adesso c'è un momento importante, perché adesso chiameremo a uno, anzi chiameremo la poetessa che tu dovrai insignire, e chiamo qui sul palco assieme a noi la signora Iero Domenica. Facciamo un applauso alla signora, che diventerà accademica onoraria, ecco, della provincia di Messina. Ordinaria, scusami, che diventerà accademia ordinaria della provincia di Messina. Quindi il vicepresidente Filippo Scolareci insignisce la signora Domenica Iero, e alla fine dell'investitura reciterà una sua poesia, di cui diremo dopo il titolo.
Bene, bene. No, rimani, certo, rimani. Il titolo della poesia, Pensieri. Sì, pensieri, come rondini intorno, volteggiano ogni giorno dentro la mia testa. Sulle labbra il sorriso, celando il sapore di realtà in silenzio accettate. Tristezza, guardando la strada percorsa, coperta di fiori appassiti. Negli occhi quel cielo che intravendi qualcosa, intorno, persone, mi racconti le solite cose, mentre durante e sempre. Questo te lo ridò. E adesso Silvia Campagnolo consegna l'attestato alla poetessa nonché nuova accademica Domenica Iero. Domenica puoi andare, grazie a te. Filippo, per questo momento ci dobbiamo lasciare. Grazie. Sono momenti emozionanti, per chi li vive chiaramente, ma anche per chi li presenta. Allora, adesso chiamo sul palco accanto a me il corresponsabile della provincia di Messina, Francesco Rigano. Buonasera Francesco, come siamo eleganti. Grazie, grazie. Bene, allora, Francesco, ti invito a dire brevemente, perché abbiamo tante cose stasera, qualcosa di te, e sì, va bene, qualcosa di te che riguarda sempre la poesia, chiaramente. E com'è nata questa passione, questo amore per la poesia, in poche parole? Beh, allora, la mia mentalità è una mentalità scientifica e lì non ci piove. Sono un medico e quindi penso alla causa e all'effetto, quindi alla malattia e alla terapia della malattia. Ma ho sempre avuto una sensibilità per cercare di capire quali sono le problematiche che hanno i malati, e quindi la mia sensibilità mi ha portato a indagare nei meandri dell'animo umano. Casualmente ho scoperto che, siccome mi dicevano che ero abbastanza bravo a fare i bigliettini di auguri, perché io li facevo lunghissimi, arrivavo sempre in ritardo. Dice, ma Francesco, certo, deve fare i bigliettini, tutti mi facevano gli applausi, che c'entra? Bigliettini sono, non è che... E poi un giorno ho cominciato a scrivere poesie, non tanto tempo fa, 5-6 anni fa. A un certo punto queste poesie mi sembravano belle e le ho fatte vedere, sembra strano, a una poetessa non vedente. Dici, come gliel'hai fatte vedere? E gliele ho trasmesse attraverso il computer e lei aveva un programma che sintetizzava la voce, trasformava la scrittura in parole, e lei mi ha detto, vedi che scrivi bene, vedi che... e mi ha fatto tutta una critica. Io ho detto, ma mia moglie che è qui mi diceva, non perdere tempo, vedi che ora che tu fai poesia, mettiti a fare le perizie, mettiti a fare il tuo lavoro, hai i tuoi pazienti, che perde tempo tutte ste notti a fare... E così, scherzando, in dialetto si dice babbiano, ho scritto 453 poesie. 450. E ho cominciato raramente a presentarle in qualche concorso, spinto da alcuni amici, tra cui Filippo,
e queste sono state premiate. Tutto qua. Bellissimo. Allora, 453 poesie scritte Babbiano. E se faceva sul serio che succedeva? Ah? Ok, bellissimo, la passione è inutile, non si va contro una passione, non si può. Perché è qualcosa che nasce dal cuore, è qualcosa che sentiamo, non possiamo vivere senza quella passione, perché la vita sarebbe più amara, fatemelo dire, più amara. E invece noi ce la facciamo dolce con la musica, con la poesia. Bene, e adesso anche Francesco dovrà recitare una sua poesia. Un titolo che è tutto un programma, perché questa poesia di Francesco Rigano si intitola In nome di una bastarda guerra. Quindi un tema attualissimo, se pensiamo che, diciamo, in questo momento i teatri di guerra sono tanti. Quello che ci tocca di più, perché siamo più, ecco, sentiamo le notizie, sono quello della Siria in particolare, e vediamo quelle immagini di questi bambini feriti, con gli occhi sbarrati. Ecco che mi nasce questa poesia e che si intitola, come ha detto lei, In nome di una bastarda guerra. Uomo iniquo, hai smarrito la tua nobile origine e per aridità sei divenuto preda del male. Eri benedetto da Dio e per mero egoismo hai perso la ragione, hai smarrito la via del bene, combatti contro il tuo stesso sangue e non rammenti che senza fede la tua anima è in prigione. Credi di essere grande e artefice del tuo misero destino, ma ora tutto intorno sulla terra è orrore e distruzione. Piovono dal cielo a dirotto ignoti e freddi bagliori e sulle strade deserte restano cumuli di macerie al posto di fiori. Villaggi e città, un tempo feconde, oggi sono rase al suolo dall'iniqua guerra che le offende. È pomeriggio, strani uccelli con ali d'acciaio rompono l'aria di un cielo grigio e seminano ovunque terrore e morte. Urla strazianti di anime vaganti, soverchiate da tuoni accecanti, ne fanno statue impietrite, corpi offesi e senza identità, bimbi orfani che sbarrano gli occhi piangenti di fronte alla disumana crudeltà. Odore acre di sangue innocente che bagna una terra che grida pietà. Perché questo terribile inganno in nome di una bastarda guerra? Dio perdona loro, non sanno quel che fanno. Bravissimo, molto molto bella, molto attuale, molto commovente, davvero. Grazie, grazie. E adesso abbiamo un altro bellissimo momento, perché il corresponsabile provincia di Messina, Francesco Rigano, che è qui accanto a me, dovrà insignire un'altra poetessa che diventerà accademica ordinaria provincia Messina. E allora chiamo accanto a me la poetessa Maria Scarantino. Che dopo l'investitura reciterà la sua poesia Vuoto incolmato.
E allora, la poetessa Maria Scarantino, nonché adesso anche accademica ordinaria Messina, recita la sua poesia Vuoto incolmabile. Quanti bambini sono scomparsi, in mille luoghi possono trovarsi. Come possono chiedere alle madri di rassegnarsi e solo di una foto sbiadita di accontentarsi? Sono passati tanti voti anni, nessuno a fargli gli auguri per i loro compleanni, nessuno che se ne cura dei loro malanni. E cosa mai gli faranno quei maledetti tiranni? In molti volti vedono la loro somiglianza e per i loro parcoletti chiedono clemenza, e per un cuore sempre più addolorato per la loro assenza. Domenica Gesù sarà risorto e dalle mamme vorrei dar conforto. Ti chiedo, Signore, dona luce e so quello ti risorto. Bravissima anche Maria, grazie Maria. E adesso non andate via, la poetessa Silvia Campagnolo consegna l'attestato alla poetessa Maria Scarantino. Ok? No. Perché un altro attimo vorrei stare accanto a te per dirti grazie. Sì. Ok, allora, grazie di queste emozioni per quella poesia che io non conoscevo e che mi ha emozionato. Grazie. A questo punto della serata succederà qualcosa. Una sorpresa. Abbiamo preparato una sorpresa per una persona qui presente. E io sono emozionata e dopo vi dirò perché, adesso no, ve lo dirò dopo. Intanto chiamo sul palco accanto a me, perché saranno loro che daranno vita a questa bellissima sorpresa, un evento nell'evento possiamo dire. Quindi chiamo accanto a me sul palco il presidente rettore dell'Accademia regionale dei poeti siciliani Federico II, il grande Salvatore Mirabile. Allora, finalmente ho il piacere di avere Salvatore Mirabile nella mia zona, perché a marzo mi sono dovuta spostare io nella sua zona. Però perché mi sono dovuta spostare? Dillo tu, Salvatore, io non lo dico, dillo tu. Perché noi, come Accademia, abbiamo avuto il piacere di insignirla con il premio, come socia onoraria. Quindi lei è una accademica onoraria della nostra accademia. Questo? E ho il grande piacere di avere qui, insomma, il presidente e il rettore dell'Accademia nella mia zona, perché Catania è la mia zona. Allora, resta qui accanto a me, perché adesso tu sarai parte importantissima di una cosa bella che succederà. Per ora, silenzio per ora, non sappiamo che cosa sarà. E per fare questo vorrei accanto a me il vicepresidente dell'Accademia regionale dei poeti siciliani Federico II, Filippo Scolareggi, accanto a me. Guardate questo momento storico. Guardate chi ho alla mia destra e alla mia sinistra, presidente e vicepresidente. È meraviglioso. E allora sveliamo, è arrivato il momento di svelare questa cosa
che abbiamo cercato di tenere segreta, ma insomma abbiamo cercato nei limiti del nostro possibile. Per te è segreta, anche per te. Allora, vorrei sul palco accanto a me, e la vorrei sempre accanto a me, come l'ho avuta da tanto tempo accanto a me, e ti voglio accanto a me fino alla fine, Francesca Privitera, la poetessa, la pittrice, l'artista, scultrice. Francesca, un anno non sono. Alle stelle, se dovevo dire qualcosa magari ormai mi scappa tutto dalla mente. Grazie, ma... E allora adesso verrai insignita da Salvatore Mirabile presidente e Filippo Scolareci vicepresidente dell'Accademia regionale dei poeti siciliani Federico II come accademica onoraria. Francesca, onoraria. È un segreto professionale, perché lo sapevo, perché chiaramente la medaglia e la pergamena ci ho pensato io a fare. Io ho avuto ora il piacere di conoscervi personalmente e questo veramente mi onora perché ci siamo solo, ho visto semplicemente tramite Facebook ogni tanto, però il piacere di avervi qua con me e di essere stata onorata di questa diciamo investitura, se così si può dire. Grazie, quindi ringrazio tutti per questo e non lo so, vi dedico un applauso grande, veramente. Allora, Francesca, tu rimani qua accanto a me. Grazie Filippo Scolareci, grazie Salvatore Mirabile. Per adesso ci separiamo, ma ci rincontreremo. Grazie, grazie, grazie. Grazie. E allora io sono contentissima che adesso anche la mia compagna paladina, perché noi siamo paladine delle nostre radici. Sia io che Francesca abbiamo ricevuto l'onorificenza qualche anno fa come paladine delle nostre radici, quindi noi siamo compagne paladine, siamo amiche e siamo anche adesso anche insieme in quest'altra bellissima avventura che è quella dell'Accademia, e siamo paladine. Quindi io stasera sono felice per te e io ti vorrei dedicare un brano, Francesca, un brano che io sento molto. Naturalmente fa parte della tradizione popolare siciliana, perché sapete che io porto avanti proprio la vera tradizione popolare siciliana. Perché ho scelto questo brano, che tu non lo sai qual è, adesso lo senti? Ce ne sono tanti, bellissimi, però questo è un brano che quando io canto questo brano mi ricordo qualche tempo fa, quando noi eravamo piccole.
E allora, questa è un brano, è una ninna nanna che i nostri nonni, genitori, non so, cantavano ai bambini per farli addormentare, li cullavano, proprio con le ninne nanne. Allora perché io dedico questo? Perché per me Francesca è una ragazzina. Il tempo passa, invecchiamo come tutti. Però l'arte, la musica, la poesia, la pittura, la scultura, ci sentiamo giovani, che ci possiamo fare? Grazie, ascolto, ti ascolto. Hai bisogno del microfono? No. Ok. Questa per Francesca. Vai. Ora veni l'ubacito e ti porta la simenzina, la rosa marina e l'ubasilico, e ti porta la simenzina, la rosa marina e l'ubasilico. Oh figlia mia, lo santo passato, e di la bene mi dispiau, e io ci dissi la bene dormia, e dormi figlia nell'anima mia, e io ci dissi la bene dormia, e dormi figlia nell'anima mia. Dormi figlia e fai l'amore. Dormi figlia e fai l'amore, e fai l'amore, e fai Di queste chitarre che ti abbraccio forte. Abbracciami, sì. Abbracciami. Oh, guarda, io sono per le emozioni, sarà l'età e le emozioni che arrivano uno dopo l'altro. Anch'io, tanto. E allora ti posso dedicare? Sì. Piango io. Quando già il cuore mi batte forte, no, ora sto pensando in questo attimo preciso che queste emozioni le voglio conservare dentro un casciuleggio in cialume petto, al lato cuore, scrigno c'è posato, non è chino di oro di brillanti, c'è un tesoro più prezioso, salvato. Ci sono posati tutti i ricordi e i momenti della vita mia. Li sento quando il cuore batte forte. Sono emozione, gocce di poesia. Grazie di avermi dedicato questa bellissima poesia, perché lei è fantastica, è straordinaria. Sono anni che noi ci conosciamo, ormai possiamo dire parecchi, e con Francesca abbiamo condiviso tantissimi momenti d'arte, di poesia, di musica, tanti eventi insieme. E quindi stasera per me è una cosa bellissima, veramente. Grazie, ma non aggiungiamo altro perché forse ora dopo se vengo io non riesco. Allora, io lascio, il mio compito per adesso l'ho svolto, spero di averlo, insomma, ho cercato di perché non sono una presentatrice ovviamente. Ma lo sei? No, non so. Abbastanza brava. Grazie. Adesso lascio il testimone di questa serata alla poetessa Francesca Privitera, nonché adesso
accademica onoraria dell'Accademia Regionale dei Poeti Siciliani Federico II. Ma io a questo punto già sono un po' imbarazzata di quello che vorrei dire. Avevo pensato di dire qualcosa, però poi le emozioni allontanano tutto. Però cercherò non voglio parlare di me perché già comunque hanno parlato già abbastanza. Generalmente volevo semplicemente ringraziare tutte le persone che durante il mio percorso artistico ho avuto il piacere e l'onore di incontrare, che mi sono stati anche maestri. Il primo maestro è stato mio padre, poeta e pittore, da cui mi ha trasferito, per cui mi ha trasferito. Però anche nel campo dell'arte, quando ho frequentato l'Accademia delle Belle Arti in tarda età perché volevo sapere ancora di più, cogliere il bello dell'arte, no? E non faccio nome perché ce ne sarebbero molti, ma così anche nel teatro, nella letteratura, nella poesia. Qua c'è un rappresentante che voglio nominare, Alessio, drammaturgo, poeta, regista, eccetera, eccetera, che ci sta facendo vivere momenti molto importanti. Beh, detto questo, io l'arte in tutte le sue forme, secondo me è l'espressione più alta della creatività. Senza l'arte non potremmo vivere queste emozioni. Quindi per me la pittura, vado a braccetto, poesia e pittura. E con questo, ma tante altre cose, ad esempio i quadri che vedete qua che domani, che grazie all'assessore Patrizia Costa, visto già vado un po'. Sì, l'assessore, no, non è vero. All'assessore Patrizia Costa, secondo me l'emozione ha bisogno anche di queste cose, perché altrimenti sarebbe troppo fredda il discorso. Non riesco a fare cose fredde, tanto si deve. L'assessore Patrizia Costa, mi stanno facendo segnale qua. Volevo ringraziare appunto questo, non sono stata io, è stato qualcuno dietro di me che ha detto niente, ti volevo ringraziare perché queste mie opere, parlando di pittura, sono state qua testimoni di grandi diciamo, serate di grande spessore culturale, quindi hanno servito la cultura che magari si è parlato di grande cultura, no? Ogni sera ci sono stati io la ringrazio perché sono felice e contenta di aver fatto questa esperienza insieme a te e per quanto ti stimo e ti apprezzo, ti ringrazio sempre. E ora, se vuoi dire qualcosa tu, non lo so, visto che sei qua, per tutti, Grazie, io ne approfitto, sì, ringrazio innanzitutto tutto il pubblico, porto i saluti del sindaco Massimiliano Giammusso e sono ben lieta di trovare anche altre persone, volti nuovi che vengono da Messina. Dovete sapere che io sono un Burdesh. Mio padre, messinese, e ho sposato un messinese. Quindi diciamo la tradizione si rimanda. Ormai la Sala delle Arti, tra l'altro col vicepresidente, col corresponsabile, ci siamo visti fuori che mi chiedevano, e questo è il Parco Borsellino? Dico sì, state cercando per caso la conferenza, perché io non sapevo di cosa si trattasse, qual era il tema, e io ho indicati gentilissimi, prego, se prego voi. Insomma, devo dire proprio nell'animo delle persone veramente gentili, voi veramente questa accademia l'avete fatta nascere, rettore, perché sicuramente siete un team, loro li conosco, qua Sicilia Cuore Mio ormai è di casa, tanti volti sono conosciuti. Francesca ormai è impregnata in questa Sala delle Arti intitolata Emilio Greco e, come dice lei, è un artista tutto tondo, perché io l'ho vista in diverse circostanze strabicante. Capita, hai avuto un buon maestro sicuramente. Tanti bravi maestri da cui io ho diciamo molto.
tutto quello che magari ormai posso distribuire agli altri, tutto qua. Comunque la cosa bella è che c'è la spontaneità, Cinzia, che abbiamo visto in una nuova veste. Cioè io dico, tu qua hai fatto da presentatrice, ma facevi delle poesie, cioè eri così, era le tue parole sembravano delle poesie, proprio le intonavi come una poesia. Grazie. Io la vedo sotto questa forma, mentre lei è molto più dinamica, vulcanica, è un motore, Pino, mi dai conferma? Lei è così. Va bene, allora, siccome chi è qua adesso la presentatrice, lei adesso sei tu che sei. Allora io ti do il microfono. Ci sentiamo la prossima volta domani. Va bene, grazie. No, puntuale. No, allora a questo punto, visto che parliamo di sicilianità, io sono siciliana doc proprio di origine controllata e qua non si scappa. E mi è venuta, certo, tra le tante poesie che ho scritto, magari quella che mi viene facile senza leggere, è quella dedicata alla nostra terra, Alessio. Il titolo è E meno male che hanno inventato mari, perché tu immagini, che avesse stato della nostra terra senza l'azzurro, non ci posso pensare. A me Sicilia, ricca di colori, se non avessi avuto un blu domare, potevi fare a meno di Taormina, con lo suo scoppio posata a mezzo mare, e dell'acqua trasparente da scogliera, sogno sicura, non ci potevi stare. E quando c'è silenzio la mattina, e tutte le barche partono a pescare, e si sente solo lo sciarborio di lonna, l'hai visto che colore ha il mare? Puoi fare almeno tu di la tua terra, terra di fuoco, di popoli, d'amori, di storia antica, di miti, di leggende, terra di santi e di navigatori. E potessi fare a meno di lacizza, che faraggioni ricchi di passato, come leggenna vole scrivi Omero, persino Ulisse arrestò incantato. Si narra che fu un canto di sirene che arrivava do funno di lo mare. Si dice ancora che so passi di Cariddi e chiudi gli occhi, li puoi sentire cantare. E l'hai visto mare all'ultimo tramonto quando si tinge di colori rari? E ora rispondiamo a sta domanda: si potesse fare a meno di lo mare, lo stesso mare, scia luce d'argento, quando a luna vasa e accarezza, le sospiri di Ace e Galatea vanno all'acque trasparente della Cizza. E ora ho il piacere di chiamare qua sul palco la poetessa Mistretta Vincenza, accademica ordinaria di Marsala. Poi ci dirà lei il titolo della poesia. Prego, si accomodi sul palco la poetessa Mistretta Vincenza. E poi leggerà la poesia Bambini dell'infanzia. Prego, a lei. I bambini dell'infanzia. Quanti bambini ho visto uscire dalla scuola e oggi sono diventati grandi e ognuno vola. Prima li prendevo per la mano in un giro tondo e oggi sono tutti in giro ad esplorare il mondo. Spesso ne incontro qualcuno in piazza Duomo e lo riconosco anche se è diventato uomo. E quando incontro le femminucce, ormai donne, mi commuovo vederle incinte con larghe gonne. Erano belli i miei bambini ed intelligenti pure,
e mi fu facile insegnargli a leggere e scrivere e a disegnare dentro i contorni delle figure. Quelle figure che restrinsero i loro confini oggi mi sono servite per saper ben combattere e gestire bene la vita e allargare i loro destini. Sì, un applauso ancora per la poesia dedicata ai bambini che